Cosa farei fossi in te adesso se soffri di cervicalgia è quello che ti sto per dire. Ovvero il primo passo è quello di capire che non c'è nessun danno strutturale al tuo collo, anche se soffri di ernie o protusioni o qualsiasi cosa che ti è stata detta a livello fisico. Cioè a livello fisico su una problematica sopra i 3 mesi non c'è un danno strutturale molte volte. Quindi per evitare questo, essere al 100% ehm, chiari e sicuri che non c'è nulla di strutturale, cosa puoi fare? Puoi fare una visita da un neurochirurgo e da un fisiatra. Ti faranno fare delle risonanze magnetiche, guardano solo quindi l'aspetto e il fattore biologico del tuo corpo. Se all'interno non si trovano tumori oppure altre problematiche gravi, di fratture per esempio, tu sei ok. Quindi lascia perdere a quel punto l'aspetto convenzionale della medicina e muoviti direttamente sull'aspetto, quello anticonvenzionale, diciamo, non convenzionale, della psicoterapia e della psicosomatica.